Allora, noi altri, no? Avevamo uno, come si può chiamarlo? Pagliaro. Il pagliaro, se che chiamavano una volta, no? Fatto da paglia, no? E quando avevamo due bestie da mangiare e anche da dormire, e allora cosa ha fatto mio papà? La mattina col volano si vede un tedesco davanti i cose, ma già sa passare anche il 26 e il 27 di aprile. Si è visto questo tedesco, no? Ha visto i gradi e tutto, un tenente con Neo, che ha il suo mitra e anche bombe a mano, tutto dritto, staccare a cinghia qua, a Maria Verginetta. Allora noi altri, noi era già tornato a casa, che era via, e qua che era mio fratello, stava qua con mio papà, che aveva 2 anni di più di me, era 31, mi era 33. E capito che quando abbiamo visto il tedesco davanti, perché si parlava sempre di tedeschi, no, i capelli si erano raddrizzati tutti i capelli, no, vedendono. Quando intanto che ha visto, no, che è sto tedesco, no, che ha dormito sotto sto cunicolo che mi ha fatto noi anni di dosso sta paglia. E io che avevo visto che ha dormito uno il giorno prima. E ora con l'andare si aveva visto che veniva fuori l'uomo, no? Ma c'era un cagnetto, era disturbato completamente tutta la notte, che sentiva morse, ma pioveva anche. E questo qua diceva, tacci cane. E ora mio padre ha detto che è un tedesco. E ora gli ha detto, mi ha ciapato, mi ha svegliato tutti e due, non altri, no? E mi ha detto, se vediamo che viene dentro, saltiamo fuori per i balconi per il rio e scampiamo con me. Ma è una scampatoia perché se viene dentro, che se mi colpa. Ah sì. Chi dice che sa, non ti sei niente se non ti sei. E io poco che ho fatto 9 anni di guerra. E allora no, invece dopo sente che state tutto, va ancora cavare a paia, e viene fuori il tedesco, ora sì che non ho visto chi che lei era. E ora mio papà portava sempre una camicia nera. E che domanda, lei è partigiano? No, mi nonno non sono partigiano, ma ho fatto la guerra, mi chiedo. Qui a prima. E allora che ho tirato fuori la carta geografica, che ha fatto vedere, no? Ha fatto vedere che ho detto partire da Monselice con una colonna, no? Arrivare qua a Piazzola, no? Fermarsi, andare a bere qualche cosa e se partiva a Colonia e restava a piedi. Perché io era insieme con una, ma con una macchina piccola, una Topolino, una macchina, una Jeep, e se partiva a piedi perché ritardava le cose, e a Colonna se partiva e uno, e ora si è buttato a campino. E era già passato 2 giorni di liberazione. Cosa fai? E che domanda se dà qualcosa da mangiare, ora mio padre ha scaldato un po' di latte, un fiato di pane, come che ha dato un caffè, quello che ha dato, adesso non mi ricordo, no, anche che guardai me lo stomaco. E dopo dice mio papà, e guarda che ha detto, te metti qua e tu armi, e te porto via il comando degli americani sulla Villa Camerini a Piazzola. No, io non venire perché non avere paura dei partigiani. Io dico, è vero, ragazzi miei, è che ha sua divisa. E allora, sono morto così. Ma papà era già previsto non prendere niente qui che era sfogliati all'asilo, ancora no. E ora avevamo un carrettino e un asinetto, no? E ormai che giro, cos'è riuscito ad arrivare quasi vicino al paese, no? Che trovavo un partigiano che guarda che è un tedesco e sei bassi. Ma mia mamma si arriva a casa a piedi, da Termigno, no? Perché sempre andava a piedi, ma si arriva a casa a piedi, no? E allora si cominciava dentro in casa, ma non era serratura una volta, no? Che era un'assa, no? Di ferro per dentro, no? Che per verso bisogna andare su una cameretta e tirare la corda, così se no, che era un tocchettino di corda, ti tirai la corda, no? E se sarava l'asta, no? Era come una spranga che era bloccata la porta, no? Guardi, non stai mai andare fuori che contro. Cosa è rimasti 2 uomini, perché anche si è cattato i primi 2 partigiani, uno era del 23
perché già sta in guerra. E uno già del 24 che ha fatto 4 mesi solo, perché il 24 che ha fatto poco niente. Poi guarda, e allora qui si arrivai a casa nostra e Santo, perché una volta c'era Fiossi e Santi, e dice, non sono tedesco, porca fortuna che io gli sarei spostato su che conchigli che guido che facevamo per andare a nascondersi, no, per schigli, su sto fosso fondo, sto consorzio, si chiama consorzio. E allora, una morta così, mia mamma ha detto che andava via a parlare. E andai avanti si era accorto ieri prima che si una cosa io su una curva di sto grande fossato, di questo consorzio, che qua posso segnare qui. E quando che arrivano, quest'altro che ha messo subito, che era il moschetto, sto partigiano, e che sta andando subito un colpo insieme al metodo, che è il metodo in testa, no? Ma io sei impiazzato su una di che tanti anni che ora per dire sparare era difeso, non c'è nessuno che può sparare. Quando che cosa si è deciso di alzare le mani, e allora si è alzare le mani, purtroppo quando si è alzare le mani, mio nonno con un altro mio cugino, siccome aveva l'arma, no? Così arrivava vicino il tedesco che io, e ha detto, guarda che ha detto, stare attenti, perché che non abbia qualcos'altro, io gli era con le mani alte, questo tedesco no. Chi gli io guarda, cosa? E dentro qua che aveva i stivaini, no? Che aveva un pugnale, proprio, e ora ha fatto così, ha fatto così. Perché io faceva ora, con pali tutti e due, qui a serveva. Con lui che aveva il pugnale, non ti spari mia, non ti si attaccano, non ti capi a distanza, magari 2 metri, non ti capi. E invece mio nonno che ha detto così, perché mio nonno già sta in guerra anche io, ma ancora non so quale guerra, perché già del 1864 mio nonno. E allora dopo io ho accompagnato a Piazzolla, sempre a piedi, perché non c'era altri mezzi, sta accompagnato a Piazzolla. Per la strada che trovo anche della gente che si è in passato, perché qualcuno che dà anche qualche pacca, ma si è sbagliato, perché è sempre una roba, e già era un soldato anche può darsi che abbia fatto anche del bene e anche fatto anche del male, ma diceva uno quando sono andato a lavorare a me, che era capo di partigiani a lavorare e diceva il capo dei partigiani che si parlava di come che andava a questa guerra, cose come, che non si ha da giudicare noi altri, che dopo veniva fatto dei processi con i giudici, no, io poi giudicare se uno ha fatto pulito, se ha fatto male, anche quelle femmine che andate via con i tedeschi o via seguito, da capire come. Non posso fare il giudice mio. Ecco, in ogni modo se andava bene, insomma, danni non resta fatto con pane su lì. E dopo questa cosa si può dire che 3 milioni restava l'unico paese che non ha sparato nessuno, perché il prete che era 3 milioni, Don Francesco Brun, non voleva assolutamente che si impassasse con la gente che si ritirava, perché quando si è ritirata sia il prete sia mio papà diceva che non bisogna a sali stare, così è ritirata, bisogna salire che va a casa e basta, no, andare in passare.